In riferimento alla programmazione triennale 2023-2025 del fabbisogno di nuove figure professionali, al Comune di Realmonte sono in tiro le procedure selettive riguardanti l'assunzione a tempo indeterminato tramite un concorso pubblico e progressione interna di diverse figure professionali: assistenti sociali, istruttore tecnico, funzionario amministrativo, istruttore amministrativo, funzionario direttivo con profilo professionale tecnico, un istruttore amministrativo e un agente DPM. Inoltre saranno incrementate le ore di lavoro a tempo indeterminato, 4 unità operative, oltre alle progressioni. Il provvedimento è l'atto finale di un lungo impegno assunto dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca. Inoltre, per un funzionario contabile è prevista la partecipazione all'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, finalizzato all'acquisizione di una manifestazione di interesse Coesione Italia 21-27 da parte delle amministrazioni regionali, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni compresi dell'area regionale e personale a tempo indeterminato. È un traguardo storico: dopo circa 30 anni il Comune di Realmonte è tornato ad assumere. Questo quanto dichiarato dal sindaco Sabrino Lattuca, che esprime la sua grandissima soddisfazione per avere portato a compimento un punto fondamentale del mio programma elettorale, un impegno solenne nei confronti della cittadinanza che, oltre a dare dignità ai lavoratori dipendenti, alcuni dei quali hanno avuto una modifica contrattuale, passando da 18 ore a 30-33 ore con la conseguente stabilità economica, darà nuova linfa e un maggiore apporto tecnico-amministrativo agli uffici esistenti, come prescrive la legge. Quindi, per Sabrina Lattuca, un impegno costante e serietà al servizio dei cittadini.